Al via questa sera alle 21:30 a Porto Empedocle in piazza Kennedy la quinta edizione del premio Vigata Andrea Camilleri. La serata inaugurale darà il via a una kermesse capace di tenere banco per tutto il mese di agosto con varie rappresentazioni di grande spessore messe in scena da compagnie agrigentine ma anche fuori Sicilia. A rompere il ghiaccio sarà la compagnia Il Laboratorio Vigata con l'opera Wei Wei, guidati dal direttore artistico e dall'autore e regista Giovanni Volpe, con Mariano Silvano, direttore organizzativo, e gli interpreti sapranno certamente catalizzare l'attenzione del pubblico. Questa sera partono le manifestazioni legate alla quinta rassegna Premio Vigata Andrea Camilleri. Questa sera apriremo con la novità di tutto il cartellone, perché quest'anno la rassegna si è legata a un laboratorio che è durato quasi 3 mesi e mezzo, al quale si sono iscritti 36 persone, fasce d'età, tutti maggiorenni ovviamente, e di questi 21 stasera andranno in scena, con piccole cose ovviamente a volte condivise, e porteranno in scena il frutto del loro studio. Perché, ripeto, la bella novità di quest'anno è che il teatro a Porto Empedocle diventa anche artigianale, cioè cresce nelle strade di Porto Empedocle, è cresciuto nei luoghi della torre messi a disposizione per il laboratorio e stasera vanno in scena. Tra un'esibizione e l'altra dei ragazzi ci saranno poi i trailer di tutti gli spettacoli in cartellone e anche qualche ospite. Non mancate stasera alle 21:30 Piazza Kennedy, Porto Empedocle.